Nel suo libro Slauz diventa molto più un lupo in viaggio, attorno a lui si concentrano paure, miti e reazioni fortissime. Perché secondo lei proprio il lupo continua ancora oggi a suscitare emozioni così profonde e contrastanti? Questo è una specie totemica, è una specie che ha lavorato molto dal punto di vista empatico nella nostra specie e quindi questo è il loro ruolo. È il ruolo che hanno tutti i lupi, che hanno avuto storicamente da quando noi abbiamo convissuto con loro e che avranno sempre. E non a caso noi li chiamiamo. Lei parla spesso della differenza tra il lupo reale, studiato dalla scienza, e il lupo digitale, che vive nei social e nelle notizie online. Quanto questa distanza tra realtà e racconto sta influenzando il modo in cui le persone e le istituzioni affrontano il ritorno del lupo? Lo influenza moltissimo perché noi abbiamo, come dire, culturalmente una scarsa conoscenza di quelli che sono i parametri delle specie selvatiche e in questa scarsa conoscenza tutta quella che è la disinformazione che deriva dall'uso dei social, ma in linea generale dalla rete, acquista un grande spazio. Il suo libro invita a rinunciare alle risposte facili e a prendersi il tempo per capire davvero un fenomeno complesso. Che cosa secondo lei dovremmo cambiare nel modo in cui parliamo oggi di lupi e convivenza con la fauna selvatica? Io credo che noi dovremmo informarci alla selvaticità, perché proprio noi viviamo un periodo in cui le specie selvatiche fanno parte del nostro mondo come non succedeva da almeno 2 o 3 secoli e quindi capire la selvaticità significa anche saperci convivere.